Buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci qua anche oggi nella nostra rubrica affitti. Oggi è venerdì, siamo a fine settimana, è la fine della prima settimana dove piano piano ci siamo riportati nella nostra normalità, nella nostra realtà. Com'è andata per voi il rientro? Mi raccomando, cerchiamo sempre di rispettare quelle che sono, diciamo, i piccoli accorgimenti, ma sono sicura che, insomma, ognuno di voi è già rientrato nella sua quotidianità che non vedeva l'ora, che tutti non vedevamo l'ora, insomma, di poter riprendere. E proprio per dimostrarvi che io la mia quotidianità l'ho ripresa, anche oggi vi ritrasmetto di qua dalla nostra agenzia. Ora ho aspettato qualche minuto, così almeno volevo capire se mi sentite, ma vedo che mi stanno partendo i miei segnalatori che si sente di chi si è collegato, che aspetta le mie dirette, quindi vedo che mi dicono che è tutto ok e mi salutano e quindi io parto. Allora, andiamo all'argomento di oggi. L'argomento di oggi, se avete letto, è come valorizzare una casa da affittare. Allora, io ci tengo sempre a fare un passo indietro nei nostri argomenti, perché mi piace proprio passarvi l'essenza degli argomenti che andiamo a trattare. Avete visto come c'è una linea comune, quindi di tutti quelli che sono stati gli argomenti che noi abbiamo trattato. Quindi siamo partiti, come vi ripeto ogni volta che comincio, perché magari se è la prima volta che qualcuno sta vedendo questa diretta, lo invito ad andare indietro e andare a vedere le altre, perché così almeno si renderà conto di come questi processi siano sempre legati uno ad un altro. Quindi siamo partiti da un cappello generale, poi siamo passati ad analizzare la struttura. Gli argomenti sono sempre i soliti dei quali vi parlo durante le mie dirette, però vi garantisco che potremo analizzarli uno a uno e starci veramente delle ore. Ma l'argomento di oggi è la valorizzazione dell'immobile. Io vi ho sempre parlato comunque in linea generale di valorizzazione dell'immobile ad oggi, di quello che sono le piccole cose che dobbiamo fare, piccole o grandi cose che dobbiamo fare all'interno degli immobili. Oggi in maniera particolare, perché vi ho detto voglio trasferirvi l'essenza di quello che sono le cose che vi voglio lasciare nelle mie dirette. Perché per poter parlare di valorizzazione immobiliare, innanzitutto bisogna farci una domanda di base, ma in realtà valorizzare è così scontato che tutti sappiamo che cosa voglia dire? Io vi voglio fare degli esempi semplici in modo che voi possiate capire di che cosa andiamo a parlare. Innanzitutto valorizzare, appunto, che cosa vuol dire valorizzare? Valorizzare vuol dire portare in rilievo una qualità o una caratteristica, quindi bisogna prima cercare di capire qual è la caratteristica e quali sono quelle qualità che vanno in realtà portate in rilievo. Ma si può valorizzare una casa, si può valorizzare una persona, si può valorizzare uno spazio, cioè lo possiamo ovviamente fare in varie aree la valorizzazione. Quante volte ti è capitato di sentirti dire ma hai dei begli occhi, dovresti valorizzarli, ma hai un bel incarnato, dovresti valorizzarlo. Ma perché? Perché tante volte magari noi andiamo per gusto personale, andiamo su quello che a noi ci fa sentire più a nostro agio e spesso e volentieri facciamo un errore, che è proprio l'errore di seguire magari un qualcosa di nostro personale e non stiamo in realtà però valorizzando quel qualcosa. Quindi la solita cosa che possiamo fare per noi stessi, magari rischiamo di farla nel nostro immobile che vogliamo poi andare ad affittare. Quindi partendo appunto con l'aver chiarito che cosa significa valorizzare, quindi esaltare, portare in rilievo una qualità o una caratteristica di qualche cosa, andiamo a capire oggi qual è la finalità in realtà di valorizzare qualcosa. La finalità di valorizzare, in questo caso ovviamente parliamo di case, lo do per scontato, quindi qual è la finalità di valorizzare un qualcosa? È far sì che la persona che verrà a vedere la nostra casa o la persona interessata alla nostra casa sia focalizzata e concentrata su quello che sono gli elementi positivi e caratterizzanti di quell'immobile. Ecco perché dobbiamo andare a capire quali sono, dove poter intervenire e soprattutto quali valorizzare e in che modo. Ok? Quindi questa è la nostra finalità.
ma come possiamo valorizzare un immobile? Quali sono gli elementi sui quali noi possiamo andare a giocare per fare sì che questa valorizzazione abbia un risultato tangibile? Potremmo stare qui a parlare ore, ok? Perché ti garantisco che è talmente un argomento vario che sicuramente chi professionalmente si occupa di interior designer, anzi che li saluto, andate a vedere anche la pagina Mood Creativo, sono due ragazzi che si occupano di interior designer che sono bravissimi e lì potrete veramente vedere l'essenza di quello che io vi dico, di andare proprio all'essenza di ogni singolo argomento che noi trattiamo. Loro vi spiegano proprio nel dettaglio tutto quello che io vi dico in superficie. Non è il mio lavoro, quindi io vi do dei consigli, ma per farvi capire l'importanza di quello che sono gli argomenti che trattiamo, vi garantisco che dietro c'è veramente un mondo e un lavoro. Quindi torniamo a noi, gli elementi che ci permettono di valorizzare. Io ve l'ho un pochettino, diciamo, riassunti in queste aree. Allora, il primo elemento è la struttura della casa, quindi le cose di cui noi abbiamo già parlato e che cosa fa parte della struttura della casa che noi possiamo andare ad analizzare per valorizzare. Ne abbiamo già parlato, i muri, gli infissi, le porte, gli zoccoletti, perché anche quello, i battiscopa, chiamatene magari qualcuno che dice cos'è lo zoccoletto, io do sempre per scontato che si conoscano i termini, quindi il nostro classico battiscopa, ok? Tutte quelle piccole cose che fanno parte della struttura della casa, andandole a analizzare singolarmente, è già un'area, un elemento che ci permette di andare a capire come valorizzarli e in che modo. Viene da sé che subito dopo la struttura generale della casa, un altro elemento che per noi sarà fondamentale cercare di analizzare per capire se è valorizzata oppure no quella casa è il colore. Allora, il colore vi garantisco che è un accessorio, perché io lo chiamo accessorio, fondamentale per le nostre valorizzazioni immobiliari. Cambiare, ok, il colore di una parete, cambiare la pitturazione di una parete piuttosto che di un'altra, vi garantisco che vi può completamente stravolgere la percezione di spazio e la percezione di presentazione di un immobile. Ma il colore è proprio, essendo, io perché vi dico che è un accessorio? Perché è un qualche cosa che coordina tutto il resto degli elementi che vengono inseriti all'interno della casa. Quindi bisogna cercare di capire se c'è già un mobilio presente, come utilizzare il colore per esaltare quel mobilio, o viceversa, se io ho una base completamente neutra dove poi il mobilio lo andrò a inserire in un secondo momento, cercare di capire che tipo di mobile voglio arrivare ad avere per quanto riguarda il posizionamento dei mobili, scusate, e capire che tipo di colore quindi utilizzare. Ma anche lo studio del colore in base all'esposizione della casa, in base agli spazi, in base alla dimensione della parete che voglio fare, di che stanza si tratta, vi garantisco che è un elemento molto caratterizzante per l'immobile, ok? Quindi va studiato bene. Ma passiamo agli arredi, un altro elemento. Ovviamente anche gli arredi possono essere valorizzati. Vi garantisco che ci sono state determinate situazioni dove alcuni mobili che sarebbero stati buttati via, cambiati, piuttosto che dismessi oppure completamente stravolti, io li ho mantenuti all'interno di alcune soluzioni. Li ho mantenuti, anzi li ho valorizzati ed esaltati, perché una cosa che rimaneva nell'ombra, che non ho mai vecchio, lo butto via, o rimesso a nuovo, ritinteggiato, o cambiato di posizione, o valorizzato con una cosa di arredo completamente contrastante, vi garantisco che viene un lavoro che a volte ha lasciato a bocca aperta. Io ringrazio Vincenzo e poi vi voglio anche far vedere le cose che abbiamo fatto per capirvi veramente cosa significa valorizzare. A volte un piccolo intervento cambia completamente la riuscita. Abbiamo realizzato un baule che era in una casa che sarebbe stato buttato via, è diventato un mobile da ingresso, ok, meraviglioso, è stato ripitturato, è stato cambiato la chiusura, veramente una cosa deliziosa. Ecco perché vi dico che ci sono tanti elementi che noi possiamo andare ad utilizzare per valorizzare la nostra casa in affitto.
Veniamo poi a un altro elemento che possono essere i tessuti. Io spesso e volentieri mi capita di veder fare un errore, ok? Qual è l'errore? L'errore di mettere dei tessuti che vengono inseriti nelle case in affitto giusto per far vedere che vengono messi a caso. Sbagliato, perché la scelta dei tessuti, come la scelta del colore, può cambiare completamente la percezione di un cliente che viene a vedere la nostra casa. Come la scelta dei tessuti, che cosa intendo? Intendo tappeti, intendo tende, intendo a volte le tovagliette che vengono messe in cucina, piuttosto che a volte nel bagno sopra la lavatrice per appoggiarci i detersivi. Tutta una serie di cose che vi garantisco che anche qui vanno analizzate molto bene, vanno scelte con cura, e bisogna capire anche lì, quando vengono inseriti dei tessuti, in che stanza li stiamo inserendo, che tipologia di casa abbiamo. Quindi anche queste piccole cose qui vanno a valorizzare il nostro immobile. Poi vi faccio fare un gioco alla fine, ve lo garantisco che con queste due piccole accortezze avrete già la percezione del risultato che vi voglio trasmettere con la diretta di oggi. Poi che cosa dire? Quindi abbiamo detto la parte, diciamo, la struttura della casa, abbiamo detto gli arredi, abbiamo detto anzi gli arredi possiamo valutare di o smaltirli o inserirne di nuovi, ok? Sempre tenendo conto del contesto. Abbiamo parlato del colore, abbiamo parlato dei tessuti, non per ultimo di che cosa vi voglio parlare? Gli accessori. Gli accessori sono quella cosa che valorizza al 100% uno spazio se magari è spoglio. Vi voglio fare un esempio. Vedete il vaso che io ho alle mie spalle? Ok, perfetto. Se io ho una casa da affittare e non voglio spendere soldi per inserire dell'altro mobilio perché magari ho già una casa piccolina, ho uno spazio piccolo, ok, inseriamo un accessorio per valorizzare la casa, per valorizzare quello spazio. Questo vaso qui, come potete vedere, sono dei fiori che sono meravigliosi, sono fiori di tessuto e sicuramente messi in uno spazio che senza niente, magari con un tavolino piazzato in terra, risulterebbe vuoto, comunque l'inquilino comincerebbe a pensare ma lì c'ho poco spazio, cosa ci metto? Ok, valorizziamolo quello spazio, mettiamoci un qualche cosa che attiri l'attenzione, perché sono sicura che se voi vedeste in un appartamento, anche in un tavolo messo lì un vaso del genere, magari bello decorato con tutto quello che sono i colori che ci sono già presenti nell'appartamento, non potete focalizzarvi sul fatto che quello spazio lì è inutilizzato, ok? Magari la vostra attenzione la spostate su qualcos'altro in quel momento. Ecco perché vi parlo di valorizzare uno spazio, valorizzare un qualche cosa, per cercare di portare l'attenzione del nostro inquilino su quelle che sono veramente le cose importanti della casa, ok? Poi lo spazio se lo personalizzerà, vedrà lui che cosa inserire, cosa togliere. Noi adesso stiamo parlando di valorizzare un qualcosa che gli dobbiamo andare a presentare. Ora ti ho fatto un po' la linea generale, ok, di quello che può essere la valorizzazione immobiliare, quindi gli elementi di dove possiamo andare a lavorare. Ti ho parlato della finalità della valorizzazione immobiliare, quindi cercare di tirare fuori il meglio dell'immobile. Non ti dimenticare mai che, come ti ho detto all'inizio, a volte l'errore che vedo fare più spesso è il personalizzare troppo. Quello non vuol dire valorizzare, quello vuol dire personalizzare un qualcosa che io capisco che sia tuo e che magari ti possa anche divertire ad arredare il tuo immobile lì per poi metterlo in affitto. Però attenzione perché il personalizzare troppo potrebbe volerci dire di toglierci completamente una fetta di mercato, perché magari stiamo usando colori che piacciono a noi, ma che probabilmente magari non piacciono alla maggior parte delle persone. Io a volte vedo fare l'utilizzo del colore, l'utilizzo delle scelte personali all'interno delle case che ma a me piaceva, mi sento dire, ok, io non metto in discussione se l'hai comprato, è chiaro che ti piaceva. Non dimenticatevi che questi errori, e ora ve li voglio anche dire perché ve li ho proprio raggruppati in un'area, sono proprio quegli errori che invece che valorizzare il vostro immobile vi potrebbero causare il fatto che il vostro immobile non piaccia a tante persone e quindi rischiereste di perdere tra quelle persone magari l'inquilino giusto per il vostro immobile. Quindi
Non personalizziamo mai le case, l'uso del colore spesso e volentieri lo vedo estremo. Se a me piace il rosso, comincio ad arredare tutta una zona, tutta una casa con tutto rosso, quindi il porta, magari vi faccio l'esempio più palese che possa essere il bagno, metto il tappeto rosso, la tenda rossa, il portasapone rosso, tutto rosso, ok? Ti piace il rosso? Allora magari, se ti stai rivolgendo a me, mi fa anche piacere fare qualcosa all'interno dell'immobile che sia ovviamente di tuo gusto, però cerchiamo di giocarlo nella maniera corretta. Quindi attenzione alla personalizzazione con l'uso del colore, quindi attenzione ad usare dei colori troppo personalizzanti, attenzione ad utilizzare dei colori che non c'entrano poi con il resto del contesto della nostra casa. Anche lo studio del colore tiene anche conto di tutti questi elementi. Attenzione a mescolare troppi stili, quindi se io ho una casa che ha all'interno un certo tipo di arredamento, anche per quando vado a inserire gli accessori, attenzione che siano comunque accessori in linea con quel tipo di mobilio, perché se no rischiamo di fare la figura come quello che esce di casa con la tuta e si mette le scarpe col tacco. Bellissime le scarpe col tacco, probabilmente però non con la tuta. Quindi ecco che cosa vi voglio dire, vi ho fatto proprio un esempio estremo per farvi capire che tutto deve avere una linea, il colore, lo stile di arredo, la scelta dei tessuti, dobbiamo cercare di dare una linea comune a tutti questi elementi. Non per ultimo ti voglio ricordare, attenzione agli accessori. Negli accessori, che te ne ho parlato prima, intendo i vasi, intendo i quadri, intendo le lampade magari da appoggiare nei comodini. Vedo spesso e volentieri fare degli errori perché anche le lampade poste sono completamente sovradimensionate rispetto alla tipologia di stanza, alla tipologia di ambiente che dobbiamo andare ad arredare, ok? Il posizionamento di piante, troppe, le piante sono bellissime, ma vanno anche sapute posizionare, vanno anche sapute appunto scegliere quelle della dimensione adatta, ok? In base sempre alla stanza, in base sempre a tutto il resto dell'arredo che noi abbiamo a disposizione. Ti parlo di queste situazioni perché questi sono gli errori da non commettere che io ho visto fare, e vi garantisco che tutte queste cose qua, come vi ho detto prima, rischiano di far soffermare il vostro potenziale inquilino su degli elementi della casa che forse in quel momento lì diventerebbero secondari nella scelta di un immobile. Tutto quello che vi dico è frutto di esperienza, è frutto di situazioni gestite direttamente con le persone che le case le cercano, quindi sono veramente dei consigli preziosi che io vi do. Quindi chiudiamo la nostra diretta di oggi. Vi ho parlato degli elementi, vi ho parlato della finalità della valorizzazione, vi ho parlato di come farla, quindi usando una linea neutra, una linea comune, e se vi dico questa cosa ve la dico anche per questo motivo. Le persone guardano le riviste, tantissime persone sono appassionate di arredo quando cercano casa, non peraltro l'IKEA, che potrebbe essere quello che è più conosciuto per tutti, per tantissime persone è diventato un divertimento, ok? Quindi questo vi fa capire quanto la scelta degli arredi, quanto ci sia tanta passione anche per rinnovare le case e mettere comunque sempre gli elementi di arredo nelle case delle persone. Quindi se noi però siamo abituati a vedere in quel momento degli stili di arredo e dei colori su quelli che sono le riviste, su quelli che sono tutti i cataloghi, e poi noi nella nostra casa gli offriamo qualcosa di completamente diverso, probabilmente anche la persona che la viene a vedere non sarà particolarmente attratta dal nostro immobile. Quindi cerchiamo di allinearci a quelli che sono i trend di mercato, di fare qualche piccola innovazione in casa, di modificare gli accessori se sono proprio datati, di scegliere con gusto i quadri, i tessuti e tutte le cose di cui ti ho parlato prima. Un altro errore che vedo fare spesso è il posizionamento dei quadri rispetto alla dimensione della parete. Dietro il letto a volte vedo mettere 2 quadretti piccolini, non viene bene a livello di percezione vedere una camera, un letto con solo 2 quadretti posizionati o magari messi male dietro al letto perché non sono allineati oppure sono troppo piccoli. Allora in quel caso lì bisogna giocare con l'estetica, bisogna giocare col posizionamento anche degli accessori, ok? Io con oggi penso di averti dato nuovamente tutti quelli che sono degli step da poter valutare se devi affittare casa. Ti ricordo che non è così facile riuscire spesso e volentieri a uscire dalle proprie emozioni, uscire dalla propria personalità, quando in realtà dobbiamo invece proporci ad un pubblico che non ha magari il solito gusto e che non ha
la solita percezione del nostro immobile. Vi ho ricordato gli errori da non fare e vi ricordo una cosa che per me è fondamentale, e quando qualcuno mi chiede una consulenza è diventato veramente un qualcosa che mi porto dentro, è che per me la semplicità è la più bella forma di eleganza. Quindi oggi io vi saluto così e vi do appuntamento alle nostre prossime rubriche. Grazie per essere stati con me anche oggi. Ci vediamo nei prossimi video e nelle prossime rubriche. Ciao!